Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi chi lavori nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Questo Vangelo appena letto registra l'entusiasmo dei discepoli al seguito del loro maestro, ma anche le loro fragilità, ambizioni e resistenze ad aprirsi ad altri territori e a persone che non appartengono al proprio clan, soprattutto ad alcuni samaritani che non hanno accolto Gesù. Un po' alla volta, questi discepoli, istruiti da Gesù, cominciano a capire che non basta il desiderio di seguire Gesù per entrare nella sua mentalità, nella sua visione del mondo e per amare come lui insegna. Da adesso in poi nel Vangelo è interessante osservare come il Maestro decida di intervenire per irrobustire l'entusiasmo degli Apostoli e per ampliare in loro la mente e il cuore. Cosa fa Gesù? Innanzitutto allarga il gruppo dei mandati, designò altri 72 discepoli. Per far che cosa? Perché vadano anche loro ad annunciare la bontà di Dio. Avete sentito l'espressione chiarissima del Vangelo. Dite loro, è vicino a voi il regno di Dio. E questo lo fa soprattutto per impedire che il gruppo diventi un gruppetto o peggio ancora una setta. Gesù mescola le carte, chiede anche ad altri di farsi aiutare e, cosa non periferica, coinvolge nella sua chiamata anche samaritani, quelli che Giacomo e Giovanni volevano far bruciare dal cielo. Ed ecco per noi la prima straordinaria lezione che Gesù ci impartisce. Il nemico è sempre un tu astratto, sconosciuto e mentalmente non solo distante, ma anche ostile a priori. Se il nemico diventa però vicino, un collega, un collaboratore, e parte della tua vita, non è più soggetto da combattere, ma persona con cui si può stare bene, un amico e un fratello. Mi diceva un vicino che attendevamo insieme dal dentista: io manderei via tutti quei migranti che ci rubano il lavoro, tranne la badante di mia mamma, perché lei è brava, ormai è diventata una di noi. Avete pure sentito, Gesù li inviò 2 a 2.
ha ormai toccato con mano che l'incarico di chi lavora per l'io e non per il noi crea premesse di litigiosità, di invidia, di rincorsa di potere per sapere chi è più grande. E soprattutto Gesù Maestro sa che da soli si perde la strada e la direzione del servizio. Andate a due, chiede Gesù, perché nessuno dimentichi che la sua Chiesa è proposta di comunione e di fraternità e non una competizione individuale per posizionarsi prima degli altri e persino sopra il fratello. Provate a pensare cosa ci provoca dentro questo. Io ho pensato, provate a pensare i tanti capi di Stato che continuano a fare guerre, ad aggredire, a sterminare, a impegnarsi solo per dominare, non sono il segno evidente di un procedere solitario e finalizzato a comandare da soli? Lo sappiamo, chi è disposto a cambiare anche le leggi e la Costituzione, frutto di tanti contributi, pur di restare al potere, è perché non conosce più le logiche del servizio e del bene comune. Ma vale anche per le nostre case e per la nostra spiritualità. Il fatto che più del 30% delle famiglie italiane siano composte da un solo soggetto non è il segno che non siamo più capaci di camminare a due. Lo stesso vale per chi riduce la sua spiritualità e la sua preghiera a un dialogo solitario tra la propria coscienza e Dio. Il Dio di Gesù si fa trovare solo nel servizio al fratello e nella comunità che ti insegna a non scegliere i compagni di viaggio. Poi il Vangelo continua. Andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Non abbiate nessun delirio di conquista, nessuna logica di dominio. Gesù chiede però di entrare nelle case dove la gente vive. Questo messaggio è bello, forte e chiaro. Non restate sull'uscio della vita altrui, coinvolgetevi, prestate attenzione e ascoltate le fatiche che si consumano dentro le case. Non giudicate, ma curate le vostre ferite dell'avarizia, del rancore, dell'egoismo e dell'incapacità a perdonare. Si noti che Gesù non dice guarite i malati, ma curate tanto le ferite del corpo come quelle del cuore, con la buona notizia del Vangelo. È il prendersi cura dell'altro che prepara la pace, che crea le premesse del rallegrarsi, l'esatto opposto di quel motto che adesso sembra imperare. Lo dico in italiano: se vuoi la pace, prepara la guerra. In queste settimane l'abbiamo sentito dire tante volte, anche dalla politica italiana. Se vuoi la pace, dice Gesù, diventa un agnello che si oppone alla violenza dei lupi con una proposta di pace, dice il nuovo Papa Leone, disarmata e disarmante. Voi direte, ma è un'utopia. Ma proviamo a pensare, quanti imperi, dominatori, eserciti e dichiarazioni di guerra hanno insanguinato il mondo e mai preparato la pace?
E quante comunità cristiane invece sono riuscite, con la forza del Vangelo, a condizionare la politica perché ripudi la guerra per arrivare alla pace? Se vuoi la pace, ecco la proposta di Gesù. Accogli quel pizzico di lievito e di energia che lo Spirito di Gesù risorto continua a dare a tutti noi, che è lo Spirito che fa fermentare tutta la pasta. Ricordati, la guerra genera morte, il lievito dello Spirito genera vita e pace. Buona settimana a tutti. La preghiera che mi è nata è questa. Caro Gesù, sai cosa mi piace di te? Che prepari e porti e doni la pace, senza mai usare armi, bastoni, spade o soldati. In questi giorni tutti parlano dell'impero romano che per ottenere la pace preparava la guerra. Ma queste sono cose che tu conosci bene. Sono loro che ti hanno arrestato con tanto di soldati ed è per difendere una guardia che tu hai detto a Pietro: rimetti la spada nel fodero. Papa Leone lo ha detto appena eletto al posto di Pietro: la tua pace è sempre disarmata e disarmante. Io vado alla scuola primaria Don Milani e nell'ingresso c'è una grande scritta: se vuoi la pace, costruisci scuole e prepara maestri bravi e motivati. Credo l'abbia detta lui questa frase, che io leggevo ogni mattina prima di entrare in classe. Grazie Gesù, perché tu alle armi preferisci la matita per scrivere in cielo i nostri nomi. Grazie.